nessun mezzo ti può salvare. Allora lì, proprio lì, incontri una scelta, un bivio, dove tu devi decidere di scegliere oppure no. Allora lì ho capito che soltanto una persona poteva salvarmi, perché aveva deciso lui di salvarmi. Ecco perché potevo fare fiducia in lui, perché Gesù è stato mandato da Dio per salvare tutti noi, e soltanto lui ha il potere di vincere il male che abita dentro il cuore dell'uomo, perché tu non puoi vincere il tuo peccato, il tuo male. È scritto nella lettera agli Ebrei: nessun uomo ha mai resistito nella lotta contro il peccato, nessun uomo ha mai resistito, soltanto Gesù ha vinto il male, Grazie, il peccato. Signore. Quindi non puoi vincere, ti trovi a lottare con una forza più forte di te. Tu non puoi vincere il male, non puoi vincere il peccato. Se oggi viviamo in questo caos, in questa crisi mondiale, dove tutto il mondo è scosso, sai qual è la ragione? Sai qual è la radice? Che l'uomo non vuole ascoltare la voce di Dio, perché se ascolterebbe la voce di Gesù non andrebbe il mondo sotto questo sistema. Un governo se ne fa, un governo cade, uno se ne alza, un altro se ne distrugge. Nessuna cosa sussiste quando è l'uomo a guidare le cose. Ma quando l'uomo fa guidare Dio nella sua vita, dice Gesù, tutte cose passeranno. Alleluia. Ma la mia parola è vero, caro. Gesù ha il potere sul male, ha il potere sull'uomo, ha il potere sull'inferno, ha il potere sul cielo, ha il potere sul mondo, e soltanto Lui può vincere il caos, la confusione che c'è nel mondo. Lui è la risposta alla tua vita. Io ho incontrato, ti ripeto, non una setta o un gruppo su cui io posso passarmi il tempo la sera o la domenica o il sabato. Ho incontrato il Gesù della Bibbia. Alleluia. Che ha risposto alle mie domande. Grazie, Signore. Che mi ha tirato fuori dai miei guai, dai miei problemi, dalle mie confusioni mentali. Questo abbiamo bisogno, cari. Di religioni ce ne sono tante e tutti ti dicono ama Dio, ama il tuo prossimo, ma nessuno ti può veramente garantire che tu puoi fare un incontro con Dio, perché devi essere tu. La fede non viene perché altri te la insegnano, ma devi essere tu ad aprire il tuo cuore, tu stesso, a Dio. Non puoi dire io sono musulmano o cattolico o evangelico perché mia madre o mio padre è così. Devi essere tu. Alleluia. A incontrare la verità. Devi essere tu ad eliminare tutti i dubbi della tua vita. Nessun dubbio appartiene a Gesù. Gesù elimina i dubbi, le insicurezze. Allora sì, che entrerà una completa pace nei nostri cuori. E questa è quella che è venuta nella mia vita, nella vita di quanti siamo qui. Non siamo qui a parlarti, vieni alla Chiesa evangelica o vieni alla Chiesa cattolica. Non concluderai niente, perché la religione non ha forza, non ha potere, non ha spirito di convertire i peccatori. La religione non converte i peccatori per condurli a Dio. Gesù disse io sono la via, la verità e la vita, e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma camminerà nella luce, perché io sono la luce del mondo. Amen. Che Dio ti benedica, caro. Grazie. E possano queste parole, queste evangelizzazioni che abbiamo fatto, aver generato un seme di fede, un seme
Ungi per la Gesù. vita eterna. Dio ti benedica. Amen.